Anche quest'anno, dopo una lunga attesa, è arrivata la nostra processione. La processione che dà il via ai festeggiamenti di San Salvatore e che puntualmente dal 1981 riparte con la processione delle donne. Siamo noi che apriamo e chiudiamo i festeggiamenti. Come iscrizioni abbiamo sui 550 iscritte. Presumo partecipanti sui 400, 380, 400. Abbiamo varietà. Ci sono bambine di un anno, forse anche meno di un anno, adesso non ricordo bene, e poi si va a 70, 75, dipende come una ce la fa. Se una ce la fa, se la sente, va. La promessa è quella. È una preparazione, inizia con gli abiti, e gli abiti appartenuti alle nostre mamme, alle nostre nonne, che custodiamo gelosamente perché sono abiti ormai, io per esempio ho l'abito che la gonna soprattutto che aveva usato mamma quando aveva battezzato me. Quindi è una cosa a cui tengo tantissimo perché mi diceva sempre questa gonna io l'ho usata quando ho battezzato e quindi quello già è una cosa mia personale, è una cosa che quando la indosso sono con lei. Ormai lei manca da 10 anni, quindi la sento vicina. Così anche per parecchie altre persone che i costumi sono antichi. Qualcuno è stato rifatto perché purtroppo non ci sono, non tutti avevano il costume. Ecco, ci teniamo e la curiamo con tutto l'amore possibile. È una processione nata dalla fede e, e anche quasi tutte, o tutte, fatta per chiedere una grazia per un figlio, per un padre, per un parente, per un amico, è portata avanti. Quando io, per esempio, parlo per me, sono stata ascoltata. E dopo i primi anni sono andata a ringraziare di quello che avevo ottenuto. E così è anche per tutti gli altri.